Il cinismo è dote delle grandi squadre, capaci di capitalizzare quelle poche occasioni da rete costruite nelle giornate meno brillanti. E il Treviso grande squadra lo è. Così è maturata infatti la vittoria importantissima sul campo del Sandonaiesolo. La squadra di Zanin, costretto a reinventare la difesa con Cernuto e Visintin centrali per controllare il temutissimo Amodeo, parte forte al terzo e già in vantaggio. Merito di Perna, che approfitta di un'indecisione difensiva dei padroni di casa, vede Sforzin fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto millimetrico. Passano appena 2 minuti e il Sandonaiesolo pareggia. Fuga sulla sinistra di Turetta che entra in area e viene steso da Brunetti. Per l'arbitro Magnani è calcio di rigore che Amodeo trasforma nonostante il tentativo di parata di Sartorello che aveva intuito la traiettoria. L'inizio di gara è scoppiettante, merito soprattutto del Sandonà di Tedino che fa del dinamismo, del pressing alto e del gioco largo sulle fasce i suoi punti di forza. Al settimo ancora biancocelesti di casa pericolosi, con Amodeo che supera con un tunnel Visintin ma poi tira addosso a Sartorello, con Lavagnoli che sulla ribattuta spara fuori. Con il passare dei minuti l'azione del Sandonaiesolo perde di intensità e il Treviso ne approfitta per prendere le misure ed affacciarsi nella metà campo avversaria, finché al 39esimo arriva il raddoppio. Paoli mette in mezzo e tra un nugolo di maglie biancocelesti spunta ancora una volta Perna, completamente dimenticato dalla difesa del Sandonà che in spaccata trova lo spiraglio per il 2-1. La ripresa inizia con i padroni di casa avanti a testa bassa alla ricerca del pareggio. Al 55esimo il neoentrato Macchi a siglare il 2-2 approfittando di una sponda di Nicoletti e segnando di testa in mischia. Il Sandonà non si accontenta e al 60esimo sfiora il 3-2 con Lavagnoli che libera il sinistro ma Sartorello si supera e devia sopra la traversa. I padroni di casa non hanno fatto però i conti con la giornata di grazia di Perna, che al 67esimo sfrutta al meglio un assist di Spinosa e con un piatto sinistro sorprende per la terza volta Sforzin. Le emozioni allo Zanuto non sono ancora finite e l'ultima occasione per i padroni di casa, con Belluomini che lanciato in contropiede entra in area, evita 2 avversari ma il suo tiro a botta sicura viene deviato dal provvidenziale intervento di Paoli in collaborazione con Visintin. Finisce 3-2 per il Treviso che resta in vetta alla classifica a quota 55 punti.